sta su notte ne cangiama, a come vuole Dio, briano tutti ne siamo stanchi già. Sacci non credo di uno si sape come non è creata tu così. Questa è qui invece con è nata a mare famiglia, ma come si fa? A come vuole Dio, ma quando non è solo troppo oscurità, caccia a pensare Dio, ci vuole solo Dio, perché di questa maniera avanti non si va. Buonasera, 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 eccoci di nuovo qui. Ci siamo lasciati credo il mese di aprile, abbiamo fatto le prime 2 puntate che si intitolava Io con voi da 25 anni. Adesso abbiamo deciso con lo staff di Azzurra TV, Sera TV, di intitolarlo semplicemente Io con voi. Sono sempre un po' emozionato quando davanti alle telecamere, specialmente da solo, io sono un cantautore, non ho mai osato sentirmi un presentatore, però diciamo che la spontaneità è la cosa migliore, la gente capisce che magari non è mestiere mio, però cerco di farlo nel migliore dei modi. Niente, questo è un programma che io voglio dedicare solo ed esclusivamente al mio pubblico, quindi aspetto le vostre telefonate, magari con tutte le vostre richieste, dove cerchiamo di potervi accontentare nel migliore modo possibile. Innanzitutto voglio ringraziare ancora una volta, sono qui insieme alla mia band che stasera vedo bella dietro di me, ognuno al suo posto. Maurizio, tu ridi. Francesco, tutto a posto. Giovanni, Peppe, tutto ok, poi ve li presenterò a uno. E niente, io direi di partire immediatamente con una novità. Appunto vi voglio far sapere che per la prossima puntata presenteremo il nuovo singolo dal titolo Un cuore al bivio. Quindi già siamo quasi pronti col videoclip, già siamo quasi pronti con tutto. Così la prossima settimana, proprio in anteprima, vi faremo ascoltare il nuovo singolo, il nuovo brano. Direi la regia, se ci sono magari delle telefonate, cose varie, mi fai sapere, va bene? Mi fai sapere, mi fai cenno tu. Io direi di partire immediatamente col primo brano, la prima sigla di tutte le mie serate che non può mancare mai, dedicato appunto a tutte le persone innamorate, il titolo è Innamorata. Vai ragazzi! L'emozione al mattino fra uno squillo improvviso e con l'attore caffè. Già si parla al telefono, dammi mezz'ora e poi sono da te. I vestiti, un armadio che diventa complice di una follia. Quando si è innamorato ti pare come uno si ferma a te. Tutto sembra fantastico, tutto è possibile. In difficoltà tu ti senti invincibile. E innamorata sanno già Coca-Cola non si può fermare. Se con l'amore può pazziare, corre con mano fulmine. L'amore è lo stesso, è sempre uguale, non vogliono stessi sintomi. È un dottore, non ti sa curare, non ti sa una soluzione per curare, che l'ansietà non può passare. Questo male è solo un male d'amore che
quando sei innamorato non ti ferma pioggia con un temporale, pure freddo una sera un coppa un motorino, abbracciati i due cuori riscaldano l'anima. Quando sei innamorato ti senti infrangibile che è innamorato sanno già magari non si può fermare, se con l'amore va già corre come un fulmine, l'amore io stesso è sempre uguale, non voglio una guaglione, se si sintomi è un dottore non ti sa curare e non ci sta una soluzione per curare che l'ansia non può passare, questo male è solo un male d'amore. Innamorate, innamorate, si sentono, si chiamano, innamorate, innamorate, si abbracciano, si stringono, innamorate, innamorate. Na 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 na. Ed era innamorate, innamorate, la sigla con cui di solito noi apriamo tutte le nostre serate. Ne volevo approfittare per salutare tutte le persone che sono state con noi sabato sera in quella stupenda serata privata che abbiamo fatto. Veramente ci siamo sentiti a casa, ci siamo sentiti veramente trattati molto bene. Voglio ringraziare appunto la festeggiata, il festeggiato, tutte le persone che erano lì quella sera. Allora, stasera ci saranno degli ospiti con me, che poi tra un po' ne presenteremo uno, presenteremo il primo. Ogni puntata io avrò un ospite, due ospiti, magari sicuramente delle persone al quale io ho dato delle canzoni, al quale io ho fatto delle produzioni e sono molto ma molto felice e molto ma molto contento di poterli presentare e di far ascoltare le proprie canzoni qui in questo programma mio. Saranno appunto 10 puntate che tutti i martedì vi terremo compagnia appunto per 10 puntate. Voglio ringraziare gli sponsor, come non ringraziare gli sponsor, che poi vedrete quelli che sono, che mi danno la possibilità di essere insieme a voi per queste 10 puntate. Allora, Salvuccio, abbiamo qualche telefonata, abbiamo qualcosa? Possiamo continuare tranquillamente? E niente, io volevo continuare con i ragazzi con un brano che abbiamo provato poco fa. In questa trasmissione io ne voglio approfittare per farvi ascoltare delle bellissime canzoni che io ho dato ad altri e ve le voglio fare ascoltare cantate da me, anche perché questa è una canzone che io ho scritto e ha cantato, lo sanno tutti, ha cantato Gianni Celeste, ma prima l'ho incisa io nell'album L'odore del mare nel 2006. Io ve ne voglio fare ascoltare così uno scorcio, perché questa è una bellissima canzone d'amore, come al solito dedicata a tutte le persone innamorate. Viva l'amore! Fuori come piove sono solo, guardo un poco la TV. Spengo e non c'è niente che mi piace, tu volessi stare con me. Non voglio carta con una penna nera, per mi confidare all'unica compagnia. E forse è questa l'unica canzone che mi fa capire quando mi manca tu. E sono triste.
cos'è per il cuore non pensarla, che battaglia dentro me. Il seme non se ne è mai importato, e quel giorno che risate, quando ha saputo che l'amica sua, che lei per me non era soltanto un'amica, ha detto che non mi considerava, non mi ha mai dato, e ci sono state male. Per te, per te, per te, però tu e dentro di questa canzone mia stasera io ti vedo dentro la fantasia e tutte se anche un istante ci vuole soltanto un minuto di tempo passi a casa tua ma non mi guarda mai che le senza persiane stanno sempre chiuse chissà dove sei tu. Potevi che mi sbagli ma tu non mi noti di magaggia fa. Se martello nel cuore capo non si voglia non posso cacciare. Se una lama nel cuore non c'è sei tutto cuore che mi può curare. Però ti vedo, però ti c'è. Tu sei nel note questa canzone mia. Stasera io ti vedo capanna Che bella questa canzone, che bella questa canzone, bella, 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 veramente bella. Allora io voglio fare un saluto, che so che ci sta guardando, ad una persona a cui voglio tanto 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 bene. Saluto con un grosso bacio Anthony Rio. Ciao Anthony, un grosso bacione a te, a tutta la tua famiglia. Niente, io credo che... Ah, ricordo il numero. Allora, un attimo, perché, perché qua ci vuole proprio il monosillabo per capire. Allora, potete telefonare se volete venire in diretta al 375 5 3 3 3 4 2 0. Quindi se volete telefonare in diretta, magari la prossima volta me lo scrivi perché così sembra tipo alfabeto muto. Così se volete telefonare in diretta, volete fare le vostre richieste in diretta, non ci sono problemi, siamo qui per accontentare il nostro pubblico e siamo qui per accontentare tutte le persone che vogliono ascoltare delle canzoni del nostro repertorio e possiamo fare anche qualche classico. Insomma, abbiamo voluto fare questa trasmissione proprio per il pubblico, insieme al mio gruppo, appunto per cercare di accontentare tutte le persone. Io direi di passare al primo ospite della serata. Allora, primo ospite della serata a cui io tengo in maniera particolare perché un ragazzo, diciamo ragazzo, dai, che canta le mie canzoni, non le mie, del mio repertorio, sono delle canzoni scritte da me, veramente una voce molto possente, una voce stupenda, diciamo uno che sa quello che vuole, sa il fatto suo, questo ragazzo, e appunto io lo presento, ecco a voi stasera Benny, ci siamo? Eccolo. Vieni qua Benny. Buonasera a tutti. Di qua o di qua? Di qua, stai di qua tu. Ok, Benny, come va? Bene. Tutto a posto, tutto Sì. ok? In questi periodi ti stai divertendo, serate, davanti alle persone, cose, tutto ok? Sì, sì. Cosa ne pensi di questa carriera? È una... Cosa succede? A posto? È una carriera a cui ti accingi, che ti piace, che vorresti continuare, oppure magari noti delle difficoltà? Parliamo un po', perché a me mi piace parlare con gli ospiti, non mi piace solo farli No, cantare. io voglio continuare. Perfetto, perché io vedo che spazi di tutti i tipi di repertorio, sia con le tue canzoni, sia anche altre canzoni, e questa è una cosa molto importante. E questo è uno che sa il fatto suo, dicevo, perché sa cantare tutti i tipi di brani, è un artista che sa quello che vuole
E questa sera quali brani ci fai ascoltare? St'amore a nascosto è scritta da il mio autore, Marco Grazie. Fabiani. Grazie, bello, grazie, grazie. Allora, facciamo ascoltare prima St'amore a nascosto, poi intervengo io e parliamo dell'altro brano. Signore e signori, ecco a voi Benny con il primo brano, St'amore a nascosto. Vai! Quando sto con te mi sento meglio del mondo, diventa e vinci che ti lei. Tu quando stai insieme a me si accende quel tuo sorriso, diventi fantastica. E mi pare che tu cocco cielo, mille brividi a primo bacio, per fare l'amore con te, come un canto negli angeli. E st'amore nascosto che male ci fa, tu impegnato con lui, io che sto insieme a lei. Questo amore è più vero, una storia, un segreto, ci fa male cuore. Questa stanza sei tutto solito, pipì, situato lontano, un po' fuori città, a conoscere sapo, a noi ci vorremmo, due ladri in amore. Io sono stanco con te, sono nome complete e mi senti morire. Tu sei non sta insieme a me, mo telefoni e notte, forse non lo sai, ma non posso rispondere. Le tue serate con te, con una luna ruffiano, casa vostra sto con io. È puro mare mondello, ci ha visto insieme, siamo innamorati. All'inizio sembrava facile, non potremmo più vincere. Ti amo e lo sai, tu rispondi, ma siamo vita per me. E st'amore nascosto che male ci fa, tu impegnato con lui, io che sto insieme a lei. Ma st'amore è più vero, una storia, un segreto, ci fa male cuore. Questa stanza sei tutto solito, pipì, situato lontano, un po' fuori città, a conoscere sapo, a noi ci vorremmo, due ladri in amore. Io sono stanco con te, sono nome complete e mi senti morire. Tu sei non sta insieme a me, mo telefoni e notte, forse non lo sai, ma non posso rispondere. Ed era St'amore a nascosto, St'amore a nascosto. Veramente bella questo brano, un bel arrangiamento, bello anche l'assolo di chitarra. E so che questo brano sta andando anche bene su YouTube, Sì. come visualizzazioni. Questa è la cosa più importante. Dopo cosa ci fai ascoltare? A 15 anni. A 15 anni. Perfetto, a posto. Benny, a 15 anni, vai. Bella che sembri una bambola, il tuo profumo come una favola. Tu hai fatto scene ma sto calore, innamore che batte per te. Nascondo quello che piace a me, occhi di magari perfetta che sei. Tu sto guardando il cielo loro e non trovo parole per fermare. A 15 anni si fermano già, con le tue amiche tu piace
non mi chiederò. O saccio che entra il sangue, per una mezz'ora non mi può negare. A 15 anni si fermano già, con le tue amiche ti piace girare, sei come quelle che vedi in TV, ed ogni giorno mi piaci di più. Questo fermato ti fa guardare, tanto chi paga per sempre papà, vivi soltanto la tua libertà, perché nessuno si può innamorare. Questo cuore impazzisce d'amore, dimmi di sì o mi puoi fare morire, per tu costo non giro con me, innamorato che scende visto fermato ma tu fa guardare, tanto chi paga per sempre papà, vivi soltanto la tua libertà, perché nessuno si può innamorare. Questo cuore impazzisce d'amore, dimmi di sì o mi vuoi fare morire, per tu costo non giro con me, innamorato che sei me. Grazie. Mamma mia, che voce, aspetta. Questa a 15 anni è una cover. Sì. Una cover, io non me lo ricordo chi la cantava questa qui, chi la cantava questo brano? A 15 anni. Daniele De Mattino. Come no, Daniele. Bene, Benny. Io ti auguro il meglio. Poi se dobbiamo fare dei nuovi brani, tu lo sai, a disposizione. Ovviamente. Qui è casa tua, tutte le volte che tu vuoi venire, qui è casa tua, non Grazie. c'è bisogno. Durante le puntate, quando vuoi venire, puoi fare tutto ciò che vuoi. Ti auguro il meglio della tua carriera e continua così, che stai andando veramente benissimo. Grazie. Ok, signore e signori, abbiamo ascoltato il primo ospite, che è Benny, e sono contento quando ci sono queste nuove leve, questi nuovi ragazzi, ma che sappiano cantare. Io sono veramente molto contento, perché è un ragazzo che ha molta voce, canta veramente bene, molto spigliato, abbastanza confidenza col pubblico, e questa è una cosa importante. Allora, finalmente mi avete messo il numero, va bene, finalmente mi avete messo il numero, così chi vorrebbe telefonare in diretta 375 53 33420, ripeto 375 53 33420, chi vorrebbe intervenire in diretta. Poi volevo dire anche un'altra cosa, eventualmente per quanto riguarda queste puntate, per quanto riguarda i contatti artistici con me per degli eventi e così, io sono sia su Facebook, sia su Instagram, sia su TikTok, ci sono su tutti i social, perché ormai no, su quello no ancora, ormai diciamo che i social sono la mamma di tutto, quindi dobbiamo essere presenti su tutto. Quindi un messaggio tramite Messenger, Facebook, Instagram, insomma mi potrete contattare ovunque. Allora facciamo un altro brano e dopo già mi informano dalla pubblicità che dopo dobbiamo mandare gli sponsor, perché è una cosa importante. E a proposito di social, vi volevo fare ascoltare questo brano, Mi fa male la testa. Vai! Tutti i giorni al computer, ma che fai non lo so, con l'amica del cuore gli racconti di lui, ed hai messo le foto della festa di ieri, quanti amici in comune collegati a Facebook, frasi lette per caso per riflettere un po', col linguaggio dei tempi ormai si chiamano link, non capisco più niente, su cagnate si riempie. Non ci sai che uno telegramma e che le belle lettere, una volta molto sanno più. Mi fa male la testa, non capisco più niente, dimmi come si fa. Oggi è tutto computer
adesso le chiamano storie. Finisce e poi finisce tutto in fretta e poi non ci pensa più. Mi fa male, troppo male la testa, in mezzo a tutto questo tempo non mi trovo ormai più. Torniamo con le lettere e le rose, non ci sai più poesia. E si pensa alla moda, tante marche così, i vestiti più strani, niente giusto a capire, ma una cosa è rimasta che non può mai cagnare, se finisce un amore, quando pianta si fa e mi fa male, male, male la testa, non capisco più niente, dimmi come si fa, oggi è tutto computerizzato, non c'è sta poesia, l'amore a tu sa, una volta si chiamava amore, adesso le chiamano storie. Finisce e poi finisce tutto in fretta e poi non ci pensa più. Mi fa male, troppo male la testa, in mezzo a tutto questo tempo non mi trovo ormai più. Torniamo con le lettere e le rose, non ci sai più poesia. Si chiamava amore, adesso le chiamano storie. Finisce e poi finisce tutto in fretta e poi non ci pensa più. Mi fa male, troppo male la testa, in mezzo a tutto questo tempo non mi trovo ormai più. Torniamo con le lettere e le rose, non ci sai più poesia. Ed era Mi fa male la testa. Allora, annunciamo la pubblicità. Gli sponsor, ci vediamo dopo. Spot. Lasciati ispirare dalle nostre collezioni, con svariati colori, dai design classici a quelli moderni, in stile shabby e vintage. Ad accoglierti, personale qualificato, pronto a consigliarti e ad aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato. Con l'apertura del nostro terzo punto vendita, Pippo The King vi offre maggiore assortimento di prodotti con molteplici promozioni imperdibili, come cementi a €2,50, Azolo a 90 centesimi, collante H40 Caracol a €19, Special Bond C2TE Index a €10, Super Bio Caracol a €8, Bioflex Caracol a €11, Tradimalt numero 100 a €2,50, Premix N a €2,80, Pellet a partire da €4,50, Termocoppo a €18,50, Termopareti a €12 e tanto altro. Non perdere l'occasione. Che aspetti? L'offerta è valida fino alla fine del mese. Pippo The King. Tutto per l'edilizia. Ceramiche, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, porte, legnami, cartongesso e pellet. Scopri tutte le soluzioni e tutte le offerte da Pippo The King, il re della ceramica. Vieni a trovarci a Santa Maria la Strada, via Ruggero I numero 67 e di fronte al numero 70, a 3 punti di Giarle, angolo via Fucini. Da noi trovi qualità, convenienza e professionalità. Pippo The King, il re della ceramica. Sea Musica, produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Betlem 31, Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. La musica stimola il corpo, la mente, l'anima. La musica è arte.
Affidati a chi della musica ha fatto la sua vita. Studio di registrazione allo Stato dell'Arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito. Esperienza quarantennale per risultati sensazionali. Arrangiamenti, missaggi e mastering di alta qualità con apparecchiature analogiche e digitali. Allo Stato dell'Arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito, via Pietro Mascagni 49, Catania. 347 788 4953. Pagina Facebook allo Stato dell'Arte Sea Musica. New Group Italfrigo, unica ditta specializzata nel sud Italia in carrozzeria e riparazioni isotermiche per rimorchi e furgoni. Esperienza trentennale tramandata di generazione in generazione per riparazioni a regola d'arte. New Group Italfrigo ti aspetta nel nuovo stabilimento, nella 14ª strada della zona industriale di Catania. Per informazioni 095 22 71 105 349 80 46 050 oppure 347 32 73 796. New Group Italfrigo, carrozzerie e riparazioni isotermiche. Silenzio tutti! Abbiamo uno spot pubblicitario da farvi sentire. Prestate attenzione! Apre a Santa Maria la Strada a Giarre il discount della Piastrella del gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Tutto per l'edilizia, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria ed ancora colori, vernici, idraulica, cartongesso, legnami, porti sanitari, vasche idromassaggio, mosaici, muri in pietra, ceramiche, gress levigato, pellet e termoidraulica a prezzi da discount. Adesso potete recarvi presso il gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Il discount della Piastrella a Santa Maria la Strada, Giarre. Vi aspettiamo! Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook SeaTV oppure chiama il 345 8792 083, perché da noi la tua pubblicità funziona. Ecco fatto, eravamo ancora un po' in subbuglio, perché quando c'è la pubblicità giustamente c'è chi fuma la sigaretta, c'è chi... è normale, è una cosa normale. Il mio bassista non può mancare mai di andare fuori a fumare la sigaretta, giusto Mauro? Allora, telefonata, pronto? Pronto, Fabiano. Pronto, Fabiani, buonasera, con chi parlo? Mi sembra di conoscere. Io sono Melo. Zio Melo, buonasera, come va Zio Melo? Che fai? Canti qualche canzone per me? Zio Melo a disposizione. Io già so quelle mi devi fare un classico di chiederci lui. Va bene, ora la facciamo. Prepariamola ragazzi, gliela dedichiamo allo Zio Melo. Va bene, Zio Melo. A Maurizio, a Francesco e ai tuoi figli. Va bene, Zio Melo, sarà servito. È tutta la musica, il clip. Ok, sarà servito. Saluto dalla zia Sandina, ciao Maurizio. Ok. Francesco, che dire che gli sa mano a Francesco. Fabio, facci dare la mano a Francesco. Francesco, gli sa mano. A posto. Ciao bello, ciao. È una persona, Zio Melo, veramente fantastica, un personaggio veramente. Lo accontentiamo subito, ragazzi, dai, facciamo una strofa e un ritornello, decideteci voi. Non possiamo fare altrimenti con Zio Melo. Dice che la sta compagna vos, che ci perduto sogni a fantasia,
penso sempre e tutta la vita mi piglio io ci volessi dire ma non ci saccio dire a voglia bene a voglia bene assai dice che c'è lui e non mi scordo mai e una Come dormendo e non mi fa dedicata a Zio Melo, dedicata a Zio Melo. Però che bella questa canzone. Questa perché io mi piace, no? Studiare quello che scrivono gli autori. Questa praticamente che scrivevano, ma questi sono autori che veramente sono rimasti nella storia e praticamente è una dichiarazione d'amore ma non fatta dal diretto interessato. Praticamente all'epoca si cercava il compagno, si cercava il ruffiano per dire diglielo tu che la voglio bene, che l'amo, perché molte volte si vergognavano a dire alla persona che provavano quel sentimento, perché ci poteva trovare una rasta, insomma, potevano succedere anche queste cose qui. E niente, è una storia veramente molto, molto bella questa qua, ditecelo voi. Io voglio ringraziare Zio Melo che ogni volta che telefona, perché se lui telefona solo per le canzoni classiche. Sicuramente... Ah, è ancora... Sì. No, ma a posto, fallo chiamare Zio Melo. Ah, è chiuso. Ho sentito chi che cuffie ricchi. Allora, scherziamo, la prendiamo alla leggera perché siamo qua anche per dare leggerezza al nostro pubblico, per dare spontaneità e per regalare delle belle canzoni, almeno per quello che possiamo fare nella nostra umiltà. Allora, dico di nuovo il numero 375 53 33 420 per chi volesse intervenire in diretta. Ce l'ho qua, quindi siamo a posto. Allora regia, tu se c'è qualcosa al solito a me mi blocchi immediatamente, così io verrò un po'. Ci abbiamo lo squillo, si chiamano. Vediamo. Ah, a posto, abbiamo lo squillo, quindi io appena sento lo squillo immediatamente. Allora, io volevo fare un brano mio molto bello, che all'epoca è andato anche molto bene questo brano, che io ho intitolato Storia complicata. Ragazzi, ci siamo? Sono contento di avere qui ancora una volta i miei ragazzi, la mia band, che ormai sono diventati la mia famiglia. In tutte le serate, in tutte le televisioni. 2 sono la mia famiglia, veramente, miei cosanguigni, com'è che si dice? Cosanguigni, vero? Consanguigni. E 2 è come se fossero, perché uno da 22 anni, tutti e 2 da 22 anni, come 21 anni, 22 anni, di più ancora. Mamma mia. Allora, la prossima puntata io sarò qui con la mia spalla, con quello che è stato con me nelle prime 2 puntate, Tony Barbera, il mio carissimo amico, che sarà con me qui, che presenterà insieme a me, ci metteremo qui a chiacchierare e a dedicare delle canzoni sempre al nostro splendido pubblico. Allora, per questo splendido pubblico facciamo Storia complicata. Vai! È una storia complicata, non sappiamo più che fa.
ci vediamo di nascosto, senza farci mano da, tutte foto stesso posto, quel solito appuntamento, ci eravamo per 2 ore, ma chiamammo io e te. Se c'è lui, se c'è lei tra di noi, dimmi tu, che mi fanno uno saggio, non te lasciano, io lo so, non lo lasci, non lascerò lei, ma s'amore una scusa così un pochino, sono stanco di stare ogni giorno così, non lo so fino a quando potesse durare, io ti voglio una cosa ormai tutto per me, non l'accetto la sera ma a letto con lui, tu con lui, io con lei separata così, dimmi tu come faccio a stare lontana da te, non ci riesco lo sai a fare meno di te, tu mi piace sei unica, se c'è lui, se c'è lei tra di noi dimmi tu, che mi fanno uno saggio non te lasciano, io lo so non lo lasci, non lascerò lei mai ci telefona a Masile, Anna scusi e te, e parliamo sottovoce, ma non faccio mai sentire, io mi sono tutte notte, una giornata insieme a te, a tu siamo solo noi, senza già nascondere. Se c'è lui, se c'è lei tra di noi, dimmi tu, che mi fare uno saggio, non te lasciano, io lo so, non lo lasci, non lascerò lei, ma s'amore una scusa così non pochi, sono stanco di stare ogni giorno così, non lo so fino a quando potesse durare, io ti voglio una cosa ormai tutto per me, non l'accetto la sera vai a letto con lui, tu con lui, io con lei separata così, dimmi tu come faccio a stare lontana da te, non ci riesco lo sai a fare meno di te, come piace sei unica, se c'è lui, se c'è lei tra di noi dimmi tu, che mi fanno uno saggio non te lasciano, io lo so non lo lasci, non lascerò lei mai. Ok. Ragazzi, bravi, bravi veramente, bravi. Una chiamata. Pronto? Pronto? Non è pronto. Pronto? Dalla Francia. Mamma mia. Pronto? Dobbiamo dare forse il tempo che prenda la linea. Ha chiuso. Vediamo se si riprova di nuovo a telefonare. Cos'è? Di nuovo? No, perché io avverto qui un rumorino nelle monitor. Tuttum, tuttum, tuttum. Ok. Allora abbiamo... Sì, Giuseppe chi? Ah, come no? L'anteprima del nuovo brano. Vediamo se lo dice lui. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Sono Rosaria. Buonasera, Rosaria. Come va? Io benissimo, e la band come sta? Tutto a posto. La band sta bene. Band, come state? Tutto a posto? Bene, Sì. Tutto ok. tutto a posto. Allora, mi farà piacere di sentire una storia complicata. Storia complicata l'ho appena fatta. L'ho fatto in questo momento. Siccome non riuscivo ad avere la linea. Casomai prima della puntata vediamo se possiamo fare un nostro fuoritornello. Vabbè, la prossima
La prossima... Ok. Da dove chiami? Sono Rosaria. Sì, ma da dove chiami? Perché mi diceva praticamente della regia, appena è arrivato il numero, dice dalla Francia. Sì, infatti. Ah, Il telefono, il mio telefonino è francese. Ci fa molto piacere, ci fa molto piacere. Esatto. È un telefonino francese, però la signora si trova a Catania. Quindi, Esatto. perfetto, sta dicendo la regia, lui ce l'ha cinese ed è a Catania ugualmente. Ok, Rosaria, facciamo così, vediamo se possiamo fare una storia complicata, perché già l'abbiamo fatta. Va bene. Ok, con piacere. Se no ti dedico un altro brano, io e la mia band. Va bene? Va bene. Ok, un bacione. Grazie, Ciao. buona serata a tutti. Ciao. Ciao. Ed era Rosaria col telefono francese, però a Catania. Allora, abbiamo altre chiamate? Tutto a posto, tutto ok. Allora, io direi di fare un altro brano e poi di chiamare un carissimo amico mio che non può mancare nelle mie trasmissioni, perché lui è veramente un fraterno amico mio. Aspetta un attimo qua. Credo che poi alla pubblicità dobbiamo cambiare la batteria qua, perché credo che si sta scaricando. Cosa? Allora, niente, ormai con la mia band siamo veramente cotti veramente. Allora, io direi di fare un altro brano. Un brano che ho inciso nel 2007 in un album molto fortunato. Quest'album si intitolava appunto, il titolo della mia canzone più celebre, Piazza Lanza, ma il brano non è Piazza Lanza, è Ti chiamavo Barbie, per tutti voi. Ci siamo ragazzi? Vestivi in un modo più particolare e ti veniva a pigliare con la macchina nuova, che mia cugina ogni sera era pronta a presarmi. Quella mia troppo vecchia, pasci insieme a te, e ti facevo capire quello che non ero. Con mano figlia e papà insieme a te mi pareva. È stata la prima volta che ho pianto d'amore. Ti amavo troppo, lo giuro, non posso scordare. E quasi danno da non ci vedremo, mi sembra un secolo. Vorrei chiamarti ma è forte l'orgoglio e muoio dentro perché ricordo ancora noi giorni in da spiaggia insieme con tu, e poi ciecato dalla gelosia con uno schiaffo che ti faceva male. Ricordo ancora ti chiamavo Barbie, per me resti l'unica. Solo con te io riuscivo a ridare un senso alla vita mia. Sono stato un anno soltanto con te, mi sentivo felice. Adesso penso e ripenso ai momenti passati con te. Ok. Ed era ti chiamavo Barbie. Ed era ti chiamavo Barbie. Io nel frattempo volevo ringraziare, poco fa la regia mi ha detto che era arrivata una telefonata da quello che ormai è tutto un fraterno amico mio, il mio arrangiatore, è stato il mio produttore, il mio fonico, insomma il mio tutto, che è Giuseppe Santonocito.
che io ringrazio perché con questo brano ci siamo seduti come ai vecchi tempi, cercando di sperimentare, perché la musica è un esperimento, ma attenzione, sperimentare non niente di nuovo, perché secondo me... Telefonata. Pronto? Pronto, buonasera, sono Lucia da Catania. Pronto, buonasera Lucia, come va? Tutto ok? Bene, voi? Tutto a posto. Siamo qua, un po' di caldo in questa stanza, però dai, ci può anche stare. Vabbè, dopo quello che abbiamo avuto in questi giorni, vabbè, ci può dai, stare. ce lo meritiamo un po' di caldo. Bravissimo, ci vuole. Allora, io vi voglio Dimmi. fare i complimenti innanzitutto a tutti voi. Grazie. Anche a te. Grazie. Poi voglio salutare la mia amica, Milena, e la sua bambina. Ok. Gli mando un bacio forte alla mia famiglia e una bella canzone dedicata a mio marito. Va bene, Filippo. d'accordo, la prossima la dedico a te e a tuo Grazie, marito. piacere tuo. Va Grazie bene, mille, un ok, bacione a faccio tutti, una buona io. serata. Ciao Lucia, ciao, grazie di aver chiamato, grazie. Allora, Basta. pronto. Allora, niente, appunto volevo dire che ci siamo seduti con Giuseppe Santonocito sperimentando in questo programma, ma stavo dicendo sperimentando niente di che, perché abbiamo fatto una canzone commerciale, come è di mia consuetudine farle, però è venuta fuori una bella canzone. Io ho mandato 2 brani a Giuseppe, ho detto Giuseppe scegli tu quale dei 2 dobbiamo fare. Lui immediatamente mi ha mandato un messaggio di che facciamo questa qua perché mi ispira, facciamo l'arrangiamento. Siamo stati in sala di decisione per fare l'arrangiamento dalle 4 di pomeriggio, cioè siamo andati alle 11 di sera e sempre ancora non era completo. Insomma, abbiamo fatto un bel lavoro ed è venuto fuori un bel brano. Non vi aspettate reggaeton, non vi aspettate rap, un brano commerciale alla Marco Fabiani, un brano d'amore, un bel brano. Giuseppe mi ha chiesto di fare l'anteprima. Io però il brano lo vorrei fare direttamente la prossima puntata col video, perché abbiamo girato insieme al mio amico Giovanni Platani, abbiamo girato un bellissimo video e quindi voglio che la prossima puntata magari lo presentiamo direttamente e non mi ricordo nemmeno le parole perché ancora è troppo nuovo come pezzo. Allora, io volevo presentare, siamo già in orario, volevo presentare il mio secondo ospite della serata. Allora, lui per me non è un collega, perché dovete sapere che io nel mondo della musica amici ne ho veramente pochi. Ci sono dei colleghi che mi fa piacere vedere, colleghi che magari se non vedo è pure meglio, però diciamo che ci sono delle situazioni, io sono molto schietto quando parlo, non ho problemi. Diciamo che ci sono dei colleghi, ad esempio come per esempio qui il direttore della televisione Stefano Rio, che è un mio collega che ci conosciamo da tantissimo tempo, e io in queste 10 puntate, prima che finisco queste 10 puntate, devo fare una puntata insieme a Stefano per raccontare tutto quello che abbiamo trascorso insieme, perché abbiamo trascorso tantissime cose. E niente, praticamente veramente con Stefano ci vorrebbero 2 o 3 puntate intere per raccontare quello che abbiamo fatto insieme. E niente, io questa sera ho questo fraterno amico mio che non può mancare in ogni mio programma. Signore e signori, ecco a voi Fabio Revis. Vai Fabio! Fabio, come va Fabio? Ma tutto bene. Fabio, io stasera un po' ti faccio parlare, perché tu ogni volta praticamente arrivi e canti. Io stasera invece ti voglio far parlare, perché tu stasera stai facendo un brano che a me mi sta molto a cuore. Questo più di un brano è una dedica. Bravissimo. Io lo possiamo semplicemente dire, io so qualcosa di te, qualcosa di personale, perché tutte e due Che tanto siamo come bravissimi, come si dice, fratelli, così, bravissimo. Io so questa storia tua dal 2014 che noi ci frequentiamo, sì. e praticamente mi è venuta in mente questa storia e ti ho fatto questa canzone. Te l'ho portata una sera, lui ascoltando questa canzone Solo il provino, devo dire la verità, ha pianto. Ho detto Marco, dici, ma è qualcosa
perché È qualcosa alle volte si ricorda tanti bei momenti passati con chi hai avuto a fianco, quindi alla fine ci può anche stare. E tu hai fatto pure una cosa molto bella. Per chi ancora si nutre un sentimento, per chi ancora Bravissimo. lo porta nel cuore. Bravissimo. E tu hai fatto pure una cosa molto bella. Hai preso la protagonista della storia e gli hai fatto fare il video. E questa, Esatto. questa è una cosa, lo possiamo dire, non c'è niente di male, assolutissimamente. Allora, io voglio che questo brano lo presenti tu, è il primo brano che stai facendo, giusto? Sì. Ti voglio, Salvo, mettiamogli un po' di suspense con le luci, perché questo brano è veramente stupendo, lui sogna con questo brano. Ci siamo? Porta come titolo L'ultima poesia. Veramente una poesia. Vai Fabio, deliziaci. Tanto di mondo vero, chissà che fai che voglio te incontrare. Pure per 5 minuti, ma che piacere fosse te guardare. Guarda il volto del tuo profilo, le tue bellissime fotografie. Sono passati 4 anni, ci siamo persi con te. È il momento più bello con te, fatti fuori stupendi, solo rende una stanza, una foglia, la pena, soltanto per una compagnia. E quella che mi all'occhio ti scrive, sta canzone nuova, l'ultima poesia. Non so io che ti canta stavolta, ma voce soltanto che sto per me. So parole tatuate in dall'anima che innamorato non può più soffrire. Chissà che fai, chissà dove stai, e passa per sta 2 minuti abbracciato con te. Mi ricordo il nostro figlio, a storia Revis e di Penelope. Quando la gente le guardava e si sono innamorata, c'è voleva. Un modo di come veramente non recitavo per me rinetta. Mentre rivedevo scena, ho pure mio come stimava suonare con te. È il momento più bello, sono insieme a te, io tocca le stelle, solo rende una stanza, una foglia, la pena, soltanto per una compagnia. E quella che mi all'occhio ti scrive, sta canzone nuova, l'ultima poesia. Non so chi che ti canta stavolta, ma voce soltanto che sto per me. So parole tatuate in dall'anima che innamorato non può più soffrire. Chissà che fai, chissà dove stai, e passa per sta 2 minuti abbracciato con te. Abbracciato con te, perché tutte le foto che ho fatto del film, io che a te, e come manco tu non puoi sapere quanto mi manca, perché ti amo. Eccoci qua,
Eccoci qua, no? Sai perché sono partito un po' a sorridere, mai e poi mai per un brano così, perché qualcuno ha dimenticato il bottone della macchina del fumo e praticamente qui hanno preso un'intossicazione di fumo praticamente pazzesca. Infatti si vede in TV tipo Però è il bello, Sì. è il bello della diretta. Io ti voglio dire semplicemente una cosa. Mi metto nei panni, in questo caso di una donna. Secondo me una donna, ascoltando una canzone del genere, con le belle parole che ci sono, con la bella poesia che c'è, può essere semplicemente contenta e soddisfatta di aver dedicato un brano del genere, perché tu l'hai dedicata a questa situazione. io ho fatto come se fosse un dovere, perché Vabbè, un dovere del tuo cuore, dei tuoi sentimenti, che è la cosa più importante. Allora, il prossimo brano cosa mi fai ascoltare e ci fai ascoltare? sempre scritto da te, Eh. buon compleanno. Va bene? Fabio Revis, buon compleanno, vai! Che stasera tutta emozionata sei, tanti fiori arrivano e tu piangi, forte l'emozione rosso quel tuo viso, un vestito appeso sta aspettando. E tu innamorata mentre guarda te, pare che mi scoppia il tuo cuore. Sono emozionata, forse assai che te, mamma mia che schianto, sei bellissima. Auguri amore, auguri a te, sti candeline sopra te, una dotta piani e tutta rossa, e mentre una canzone, tu canta storie tutte tue, a quando t'ho conosciuto, un ballo lento insieme a te, gli applausi degli amici, quando ti amo non ci stanno le parole se io potessi spiegare. Tu sei più di un amore, siamo possono bene capire con me. Auguri amore, amore mio, così per me ho saputo. Puoi spiegare che sto bene è qualcosa di unico. Mentre intorno che la gente parla già, fuori cielo si fa rosso e blu, un rumore con una luce annuncerà che sto fuoco è per festeggiare. Tutto è pronto per il nostro video che la gente è curiosa guardare come passo tempo si sto insieme a te. Dio come soffretto che si mani tuoi. Auguri amore, auguri a te, sti candeline sopra te, una dotta piani e tutta rossa, e mentre una canzone tu canta storie
Tanti auguri amore, veramente sei passato dal proprio sentimentale al pezzo esplosivo, quello che proprio fa esplodere i bassi delle casse. Bravissimo, abbiamo la regia questa sera che è particolarmente scherzosa. Una regia di quella un po' particolare. Bravo, bravissimo. Allora Fabio, io in questo mio viaggio ti avrò per la metà delle puntate, una puntata sì, una no, una sì, una no, perché giustamente tu hai anche le tue cose, quindi noi sicuramente ci rivedremo nella terza puntata, perché però so che tu hai delle cose che bollono in pentola. Diciamo di sì, ma non diciamo niente. Perfetto, diciamo che ci aspetta Giuseppe Sant'Onofrio, che dobbiamo registrare i nuovi singoli di Fabio, un brano sempre ritmato e un brano che è un'altra bella poesia, perché secondo me ovviamente il grande autore Marco Fabiani, io ti ringrazio, però tu le hai interpretate nel migliore dei modi e questa è la cosa più importante. Allora io ti dico una cosa, quello che ho sempre pensato io, quando molti dicono per cantare sì, senza dubbio la voce, le corde vocali sono una cosa importante, certo. Però diceva il grandissimo ed unico Sergio Bruni che per cantare ci vogliono 1000 lire coro e 10 lire voce. Cioè quello che è importante è fare, bravissimo, trasmettere, non dobbiamo essere tutti tenori, ci mancherebbe. Allora, annunciamo insieme l'anima del commercio, perché se non è per gli sponsor, se non è per la pubblicità, programmi non ne possiamo fare. Quindi pubblicità di nuovo con Fabio e ci vediamo la terza puntata. Grazie Fabiuccio, grazie a te. Spot. Lasciati ispirare dalle nostre collezioni, con svariati colori, dai design classici a quelli moderni, in stile shabby e vintage. Ad accoglierti, personale qualificato, pronto a consigliarti e ad aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato. Con l'apertura del nostro terzo punto vendita, Pippo The King vi offre maggiore assortimento di prodotti con molteplici promozioni imperdibili, come cementi a €2,50, Azolo a 90 centesimi, collante H40 Caracol a €19, Special Bond C2TE Index a €10, Super Bio Caracol a €8, Bioflex Caracol a €11, Tradimalt numero 100 a €2,50, Premix N a €2,80, pellet a partire da €4,50, Termocoppo a €18,50, Termopareti a €12 e tanto altro. Non perdere l'occasione. Che aspetti? L'offerta è valida fino alla fine del mese. Pippo The King, tutto per l'edilizia. Ceramiche, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, porte, legnami, cartongesso e pellet. Scopri tutte le soluzioni e tutte le offerte da Pippo The King, il re della ceramica. Vieni a trovarci a Santa Maria la Strada, via Ruggero I numero 67 e di fronte al numero 70, a 3 punti di Giarle, angolo via Fucini. Da noi trovi qualità, convenienza e professionalità. Pippo Sea Musica, produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Bethlehem 31, Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. La musica stimola il corpo, la mente, l'anima. La musica è arte. Affidati a chi della musica ha fatto la sua vita. Studio di registrazione allo stato dell'arte Sea Musica di Giuseppe Sant'Onofrio. Esperienza quarantennale per risultati sensazionali. Arrangiamenti, missaggi e mastering di alta qualità con apparecchiature analogiche e digitali. Allo stato dell'arte Sea Musica di Giuseppe Sant'Onofrio.
via Pietro Mascagni 49, Catania. 347 788 4953. Pagina Facebook Allo Stato dell'Arte _Sea Musica. New Group Italfrigo, unica ditta specializzata nel sud Italia in carrozzeria e riparazioni isotermiche per rimorchi e furgoni. Esperienza trentennale tramandata di generazione in generazione per riparazioni a regola d'arte. New Group Italfrigo ti aspetta nel nuovo stabilimento, nella 14ª strada della zona industriale di Catania. Per informazioni 095 22 71 105 349 80 46 050 oppure 347 32 73 796. New Group Italfrigo, carrozzerie e riparazioni isotermiche. Silenzio tutti! Abbiamo uno spot pubblicitario da farvi sentire. Prestate attenzione. Apre a Santa Maria la Strada a Giarre il discount della Piastrella del gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Tutto per l'edilizia, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria ed ancora colori, vernici, idraulica, cartongesso, legnami, porti sanitari, vasche idromassaggio, mosaici, muri in pietra, ceramiche, gress levigato, pellet e termoidraulica a prezzi da discount. Adesso potete recarvi presso il gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Il discount della Piastrella a Santa Maria la Strada, Giarre. Vi aspettiamo! Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook Sea TV oppure chiama il 345 8792 083. Perché da noi la tua pubblicità funziona. Eccoci qua, dopo la pubblicità siamo rientrati. Allora io devo fare una dedica perché poco fa è chiamato Lucia e ha detto una canzone dedicata a suo marito. Io vorrei fare una canzone che ho fatto sabato sera in una serata e dove ho fatto ballare la festeggiata con il suo lui ed è stata una cosa che è veramente molto piaciuta. Questa canzone a me mi è sempre piaciuta, sono stato veramente sempre innamorato da questa canzone perché innanzitutto l'artista che l'ha portata alla ribalta, perché questa non è una canzone mia, l'artista che l'ha portata alla ribalta è un artista che ci fa onore della sicilianità, che è Carmelo Zappulla, e questa canzone è stata scritta dal grandissimo inimitabile Nino D'Angelo e questo pezzo si intitola Finalmente e io la voglio dedicare, scusatemi, a Lucia con la sua dolce metà, suo marito. Ragazzi, fammi quel gioco di luce, però non mi mettere 3 kg di fumo, per favore. Bravissimo. No, quello, parliamo fumo scenico, per carità. Ci siamo? Vai Francesco. O profumessi capelli mangi sempre con un cuscio e carezze che si in mano l'ho sempre immaginate quando a notte in sonno mi veniva a carezzare uscita ogni mattina una smania di vasaka. Finalmente da si braccia si da me che ma non soffre più l'amore e gelosia. Fino a ieri è stata solo una pazzia, ma stasera non è solo né verità. Finalmente me vasaka gioia me che ya suore c'è sanata malattia.
Modri quasi tutta vita mia e non ti lascio per la terra e bravi ragazzi, bravi. Finalmente mi passate in gioia mia e a suo cuore c'è sanata malattia mo ti dico quasi tutta la vita mia e non ti lascio per la ed era finalmente dedicata a Lucia con la sua metà. Ok. Molto spesso io mi faccio un conto, ma quando devono nascere di nuovo canzoni così? Mamma mia, che bella questa canzone. Regia, abbiamo qualche novità? Abbiamo qualcosa? Tutto a posto, tutto ok. Niente, volevo ricordare ancora una volta per chi si fosse messo in sovraimpressione in questo momento che il numero è 375 53 3420 per chi volesse chiamare in diretta, volesse parlare con noi senza nessunissimo problema, tutte le vostre richieste, cerchiamo di accontentare in ogni modo tutte le persone. Per quanto riguarda i contatti con me, potrete contattarmi tramite Facebook, tramite Instagram, tramite tutti i social, io sono su tutti i social. Per quanto riguarda i vostri eventi, perché giustamente facciamo la pubblicità anche per questo e soprattutto per questo, e niente, e poi la prossima puntata presenteremo il nuovo singolo dal titolo Un cuore al bivio. Niente, vi dico semplicemente la storia di un uomo che pensa a tutti gli errori che ha fatto. Questi errori gli hanno costato di perdere la famiglia, di perdere la moglie, di perdere i figli, gli hanno costato di attraversare una situazione un po' difficile, un po' particolare, e niente, cerca in tutti i modi di riprendersi quello che aveva, però poi secondo me io sono di un parere che quando un filo si rompe, poi lo puoi incollare, puoi fare qualcosa, però quando una cosa si è rotta, non c'è altro modo possibile e immaginabile. Allora, quanto manca, regia? 7 minuti. In 7 minuti possiamo fare semplicemente qualche saluto. Voglio salutare io Giuseppe Pilitera, mio compare, lo sponsor appunto del Cavallino. Poi voglio salutare l'altro sponsor, la ditta Italfrigo, che ci ha fatto il grandissimo piacere di farci lo sponsor. Voglio ringraziare gli ospiti che stasera sono stati insieme a me, Benny che ha cantato 2 canzoni prima e Fabio Revis che è ancora qui, poi salutiamo insieme. Fabio, vieni anche tu per salutare. Voglio ringraziare la mia band che mi terrà compagnia per queste 10 puntate ogni martedì mi terrà compagnia insieme a me e li voglio presentare. Allora, alla mia sinistra Maurizio. Poi alla mia destra Francesco. Poi praticamente qui mio figlio Giovanni. E qui mio figlio Giuseppe. Eccoli qui. La mia band che mi fa compagnia, e abbiamo passato delle belle cose insieme, della bella musica, e siamo ancora più contenti
perché sembra che questa terribile situazione che ci è presa, la pandemia, ancora dobbiamo stare molto attenti, però sembra che adesso possiamo fare qualcosa sempre con le dovute attenzioni, sempre con le dovute circostanze, però possiamo ritornare nella musica, che è la cosa più importante che ci ha sempre accompagnato. Allora, io adesso voglio presentare, prima di fare i saluti finali, un brano molto bello del mio repertorio. Questo è sempre il secondo brano in scaletta, la faccio sempre Dove innamorato. Il titolo è No moment e crisi, perché quando in una coppia qualcuno della coppia dice mi serve un momento di riflessione, non vi fidate, è perché tutto è finito, perché se in una coppia tutto va bene non c'è bisogno del momento di riflessione. Per voi un momento di crisi, vai! Sto camminando tra le strade del mio cuore ma non trovo via d'uscita. Ti sto chiamando, so faccio tre settimane, chiama ma non mi risponde. Ricordo ancora quella sera, quelle frasi senza manco ma guarda, piangendo mi dicevi sono confusa forse in un momento di crisi, ma tranquillo, ma servirà, ma guarda ma io come faccio a vivere così, senza tempo, senza niente, sto chiamando per morire. Mi trovo solo in mezzo a si ricorda, ma mi parlo nell'amore che non sto trovando più. Chissà se tu sei solo con me, a me non sta dormendo, mancano con te. O forse mi hai inventato questa scusa perché stai pensando a te. Che in un momento che si ci può stare, se lo so può capitare, ma sotto se mano che ca. Vorrei restare solo 2 minuti per guardare quello che so. Lo sai che ti conosco e capirei se stai mentendo, se è sincero. Se è solo un momento di riflessione e pure alla fine che si amore. Servo tempo per capire che è successo e mi credevo in una favola. Cerco un negozio di minuti per pensare se qualcosa c'è sbagliato. Con te ho diviso tutto di questa mia vita, ti ho regalato cuore. E non è solo un modo mio tanto per dire amore, che ti giuro da bene. Io come faccio a vivere così, senza tempo, senza niente, sto chiamando per morire. Mi trovo solo in mezzo a si ricorda, che mi trovo nell'amore che non sto trovando più. Chissà se tu sei solo con me, a me non stai dormendo, mancano con te. O forse mi hai inventato questa scusa perché stai pensando a te. Che in un momento che ci può stare, se lo so può capitare, ma sotto se mano che ca. Vorrei restare solo 2 minuti per guardare quello che so. Lo sai che ti conosco e capirei se stai mentendo, se è sincero. Se è solo un momento di riflessione e pure alla fine che si amore. Riflessione e pure a fine
questo amore. Ed era un momento crisi, mi sembra che ci siamo, vero regia? Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata. Ricordo le puntate saranno 10. Io con voi è un programma nato per ascoltare le vostre richieste. Sono io a servizio vostro per ascoltare quello che voi richiedete, i brani che voi richiedete. Cercheremo in tutti i modi di accontentare le persone. Vediamo un po', facciamo pure le canzoni a cappella se il gruppo non le sa, non è questo qua il problema. Niente, io voglio salutarvi dandovi appuntamento per martedì prossimo, dove sarò insieme alla mia spalla, quello che mi farà da spalla, quello che sarà il mio compagno di viaggio in tutte queste puntate, che è Tony Barbera. La prima puntata purtroppo io gliel'ho detto all'ultimo momento, credevo che per lui fosse scontato una volta che iniziava il programma, giustamente lui è un po' si deve curare tutte le sue cose, quindi mi ha detto dalla seconda puntata lo puoi dire tranquillamente, sarò con te, ma anche perché io giustamente sono una persona, non sembra, però sono una persona un po' timida, quindi a stare un'ora e mezza mi devono dare di cantare, se devo stare a condurre il programma devo poter chiacchierare con qualcuno, parlare con qualcuno, e quindi per me mi viene molto ma molto meglio. Niente signori, io vi do appuntamento a martedì prossimo, dove presenteremo il nuovo singolo Un cuore al limite. Che dirvi, un bacione e sempre buona musica a tutti. Buonasera, ringrazio Benny e Fabio. Fabio, vieni qui con me, salutiamo insieme. Vieni Fabiuccio, vieni qui. A posto. Ci sei? No, dobbiamo solo salutare. A posto. Signori, ci vediamo martedì prossimo. Buonasera a tutti. Un nuovo amore non mi può cagnare, perché questo cuore non lo può accettare. Sono ancora troppo innamorato di te, e ce lo rendo cuore senza te, che sentimento non si può pazziare. O cuore non si può mai aggiustare, non è un motore, non è un cellulare, che quando è rotto tanto può cagnare. Che stasera un po' per casa ci incontriamo qua, e poi tinta chi si possa che fatalità. Soltanto tu ci hai messo tanta luce in te strade scure che si vuole vedere. Solo con te mi sentivo felice, mi pareva vivere una realtà. Io te diverso come arrivo solo, come la pioggia luna, ma soltanto tu ci hai messo luce all'anima. Amore grande ed unico, ricordo ancora essere con gli amici, le nostre risate era bello con te. E quando il voto noi ci appiccicavamo, stavo più male senza te. Io più orgoglioso che giuravo sempre che stavolta adesso non la cerco più, un giuramento inutile. Le nostre litigate un po' banali, io mi ricordo stavo troppo male, io ti chiamavo e tu tutta nervosa, dicevi basta non cercarmi più. Oramai non siamo fuoco già sudato, non richiama di casa è cancellato. Un miracolo che non si è mai avverato. Soltanto tu ci hai messo tanta luce in te strade scure che so corre. Solo con te mi sentivo felice, ma pareva vivere una realtà. Io e te diverso come la luce oscura, come bianco e nero per sempre insieme, e mi sono luce all'anima. Amore grande ed unico, ricordo ancora essere con gli amici, le nostre risate era bello con te. E quando
ogni volta noi ci appiccicavamo, stiamo più male senza dover. Io più orgoglioso che giuravo sempre che sta volta passa non la cerco più, che giuramento inutile. Che sensazione strana che stasera, pare che si è fermato questo tempo. Tu guardi ma non dico una parola, mentre in capo corre nei pensieri. Io e te ti in sto posto quanti voto e quando camminata mano in mano. Poi ci guardiamo solo e non parliamo, solo silenzio resta fra me e te. Tutte cose noi, ma non parliamo più. Lasciati ispirare dalle nostre collezioni, con svariati colori, dai design classici a quelli moderni, in stile shabby e vintage. Ad accoglierti, personale qualificato, pronto a consigliarti e ad aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato. Con l'apertura del nostro terzo punto vendita, Pippo The King vi offre maggiore assortimento di prodotti con molteplici promozioni imperdibili, come cementi a €2,50, Azolo a 90 centesimi, collante H40 Caracol a €19, Special Bond C2TE Index a €10, Super Bio Caracol a €8, Bioflex Caracol a €11, Tradimalt numero 100 a €2,50, Premix N a €2,80, Pellet a partire da €4,50, Termocoppo a €18,50, Termopareti a €12 e tanto altro. Non perdere l'occasione. Che aspetti? L'offerta è valida fino alla fine del mese. Pippo The King, tutto per l'edilizia. Ceramiche, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, porte, legnami, cartongesso e pellet. Scopri tutte le soluzioni e tutte le offerte da Pippo The King, il re della ceramica. Vieni a trovarci a Santa Maria la Strada, via Ruggero I numero 67 e di fronte al numero 70, a 3 punti di Giarne, angolo via Fucini. Da noi trovi qualità, convenienza e professionalità. Pippo The King, il re della ceramica. Sea Musica, produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Betlem 31, Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. La musica stimola il corpo, la mente, l'anima. La musica è arte. Affidati a chi della musica ha fatto la sua vita. Studio di registrazione allo stato dell'arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito. Esperienza quarantennale per risultati sensazionali. Arrangiamenti, missaggi e mastering di alta qualità con apparecchiature analogiche e digitali. Allo stato dell'arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito, via Pietro Mascagni 49, Catania. 347 788 4953. Pagina Facebook allo stato dell'arte _Sea Musica. New Group Italfrigo, unica ditta specializzata nel sud Italia in carrozzeria e riparazioni isotermiche per rimorchi e furgoni. Esperienza trentennale tramandata di generazione in generazione per riparazioni a regola d'arte. New Group Italfrigo ti aspetta nel nuovo stabilimento, nella 14ª strada della zona industriale di Catania. Per informazioni 095 22 71 105 349 80 46 050 oppure 347 32 73 796. New Group Italfrigo, carrozzerie e riparazioni isotermiche. Silenzio tutti!
Abbiamo uno spot pubblicitario da farvi sentire. Prestate attenzione. Apre a Santa Maria la Strada a Giarre il discount della Piastrella del gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Tutto per l'edilizia, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria ed ancora colori, vernici, idraulica, cartongesso, legnami, porti sanitari, vasche idromassaggio, mosaici, muri in pietra, ceramiche, gress levigato, pellet e termoidraulica a prezzi da discount. Adesso potete recarvi presso il gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Il discount della Piastrella a Santa Maria la Strada, Giarre. Vi aspettiamo! Universal. Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook SeaTV oppure chiama il 345 8792 083. Perché da noi la tua pubblicità funziona. SeaTV.